La collaborazione tra il Teatro delle Albe e il Festival Capodanno de Sos Poetas nasce 8 anni fa con l'idea di costruire un laboratorio teatrale attorno alla poesia, alla parola poetica. Abbiamo iniziato 8 anni fa lavorando con 5 ragazzi e in 8 anni siamo arrivati a lavorare con 50 ragazzi, tutti di Seneghe. Lavorando al modo nostro, quindi inventando, grazie alle loro improvvisazioni, a rielaborare i testi classici del teatro. Dante è il ponte ideale innanzitutto fra Ravenna e un festival di poesia. Dante è morto a Ravenna e a Ravenna si celebra Dante in continuazione. Ricorre poi l'anniversario della morte di Dante e quindi abbiamo costruito questo ponte dedicando a Dante, al sommo poeta, il padre di tutti i poeti, l'intero festival. Io sono molto felice di poter invitare a Seneghe tutti i visitatori, tutti coloro che sono interessati alla poesia, all'arte, alla bellezza in generale. Ci sono 4 giorni speciali dal 3 al 6 settembre, il fine settimana, da giovedì a domenica, in cui a Seneghe avverranno cose importanti. Intanto ci sarà un laboratorio teatrale che coinvolgerà 100 persone, diciamo tutta la popolazione sarà coinvolta, quindi effettivamente si potrà assistere a qualche cosa che avviene in un paese che ha bisogno anche del festival per poter pensare al futuro in maniera positiva, per non essere solo pessimisti e catastrofisti. La poesia, l'arte, un festival può aiutare a superare i problemi di una comunità come quella di Seneghe. Brevemente, le cose più significative: avremo personaggi di vario genere, giovani poeti sardi, avremo musica tradizionale sarda, avremo giovani cantanti, musicisti dell'avanguardia musicale italiana come Rivero Gennargentu oppure i Camillas che sono ben conosciuti dai più giovani. Avremo anche cose molto interessanti per quel che riguarda il teatro, per dire Monica De Muro che rappresenta Bellas Mariposas. Avremo poeti di nome che vengono dal continente o dall'estero, un poeta turco tra i più importanti oggi nel suo paese, e poeti noti come Franco Buffoni o un personaggio come Aldo Nove, grande poeta, artista e romanziere. Avremo anche una persona che siamo felicissimi di ospitare come Nicoletta Braschi, l'attrice che tutti conoscono, che verrà a Seneghe proprio per sostenere il festival, per aiutare un'iniziativa che ritiene meritevole di essere aiutata e di essere accompagnata in un percorso che non è difficile. Si può immaginare come fare un'iniziativa culturale in un piccolo paese non sia una cosa da nulla, ma noi siamo felicissimi di aver realizzato per 10 anni questa impresa.